La classifica della squadra del Penta Pomezia è una classifica secondo me bugiarda, non è una squadra che merita il posto in classifica che ha secondo me. E infatti io i ragazzi li ho avvertiti fin dall'inizio che oggi sarebbe stata sicuramente tutt'altro che partita facile, perché conosco la qualità della squadra avversaria, non so che tipo di problemi possono aver avuto nelle partite precedenti, ma non è una squadra che merita quel posto in classifica, quindi era sicuramente una partita complicata, non avevamo assolutamente né sottovalutati né preso di riferimento la classifica, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché conoscevo la qualità degli avversari. Il pareggio giusto secondo me no, per tanti motivi, perché effettivamente noi proviamo sempre comunque a fare la partita, prendendo anche dei rischi, però è quello che ci ha pagato fino adesso, quindi continueremo comunque su questa strada qua. L'ultima palla che passa davanti alla porta è l'occasione per chiudere la partita, il secondo tempo secondo me sì, c'è stata qualche ripartenza loro, però pareggio giusto, insomma, sì e no, sì e no. E il fatto è che per proporre questo tipo di calcio a 5, come dicevi giustamente tu, fatto comunque di movimenti brevi, passaggi corti, ricerca dello spazio, necessita di un po' di tempo per essere metabolizzato. Noi siamo una realtà nuova che è partita quest'estate con un gruppo di ragazzi che si conoscono, ma anche con un gruppo di ragazzi che viene da fuori. Quindi tutte le piccole cose, i piccoli errori che vengono fatti durante la gestione della palla sono errori che vengono corretti piano piano e verranno corretti durante gli allenamenti, però non si può neanche chiedere a una squadra che gioca insieme da 2 mesi e mezzo di uscire a 2 tocchi e di mettere la palla dietro le linee sempre coi tempi giusti. Io ho speranza che arriveremo poi a proporlo con più continuità. Giochiamo un po' a sprazzi, abbiamo dei momenti in cui riusciamo a farlo, dei momenti in cui non ci riusciamo, però è sicuramente secondo me una questione di tempo, nel senso, ripeto, è un tipo di calcio a 5 non complicato, che però va metabolizzato per il tipo di concetto che vogliamo portare in campo. Sai, giocare con un pivot di riferimento può risultare tra virgolette un po' più digeribile per i giocatori, giocare con un riferimento un po' diverso come può essere lo spazio, quindi il movimento, necessita sicuramente di un po' più di tempo di apprendimento, però sono fiducioso perché ai ragazzi piace questo tipo di gioco, si sentono liberi di esprimersi, quindi spero e credo che riusciremo comunque a migliorare, quindi siamo comunque fiduciosi da questo punto di vista. Grazie, in bocca al lupo, Igor Gemelli. Crepi il lupo, grazie a voi.